Dottore, un'osservazione anche a lei, perché sono tirate in ballo alcune questioni. Quindi una volta fatti i giochi, ipotizziamo un referendum consultivo, le persone vanno a votare, non c'è un quorum, a parte che poi anche il discorso del quorum è legato ad altri provvedimenti, cosa succederà? La palla dove va? In Regione? La palla va alla Regione perché è un referendum consultivo e come tale la Regione, se vincerà il sì come auspichiamo, dovrà decidere ed emanerà una legge regionale che ricostituirà il comune di Mestre e avrà una sua circoscrizione già definita nella proposta di legge, cioè tutto quello che è terra, cioè tutto quello che si ferma all'inizio del Ponte della Libertà, e quindi da quel punto lì nell'entroterra, l'attuale Comune di Venezia della terraferma, quindi Mestre, Marghera e tutte le frazioni collegate saranno Comune di Mestre. Dal ponte in poi sarà tutto Comune di Venezia, compresa tutta la laguna, perché non dimentichiamo che isole, le isole assolutamente sì, quindi le isole di Murano, Burano, eccetera, eccetera. Sindaco? Dovranno essere indette delle elezioni amministrative per nominare il nuovo sindaco di Venezia e il nuovo sindaco di Mestre. Esatto, sì, allora sappiamo bene, quando si è parlato di accorpamento di comuni, quelli più piccolini, per risparmiare risorse, per risparmiare in questo, per non spendere eccetera. Venezia ha già un bel organico, no? Si raddoppia? No, allora, dobbiamo considerare che l'apparato amministrativo burocratico del Comune di Venezia attualmente è già diviso in due. Perché? Perché ci sono gli uffici a Venezia e ci sono gli uffici a Mestre. Ci sono alcuni uffici che addirittura sono anche la sede del Consiglio Comunale, sì, cioè a Venezia, a Falsetti e a Mestre. E la cosa interessante è che si va a Mestre perché bisogna far vedere ai mestrini che c'è la testa amministrativa anche lì. Cioè, c'è una specie di gioco di Pinocchio, perché veramente diventa grottesca la cosa. Quindi, e diventa, scusate se la parola, no, ma dovete interagire. Diventa grottesca soprattutto per coloro che sono fuori dalla realtà veneziana e mestrina. Infatti, bravissimo. Cioè, quando io Lei che lo vede anche con occhi da Milano. Sì, no? Quando io racconto queste cose uno allibisce, dice, sì. Insomma, a Venezia a mezzogiorno non ti muovi perché c'è l'acqua alta, a Mestre non ti muovi perché c'hai il blocco del traffico. Esatto. Cioè è veramente... Ma poi io trovo che gli stessi abitanti di Mestre dovrebbero avere l'orgoglio di sentirsi abitanti di Mestre. Ma manca secondo lei questo? Manca questo orgoglio? No, non manca. Non manca perché viene, come dire, oppresso, soppresso da una realtà del potere amministrativo politico cittadino. E su questo vorrei fare due parole proprio per questo. Viene soppresso e magari giocato, come dire, ma ci conviene, cosa che non è vero, ma ci conviene. Beh, certo, a un sindaco di Mestre forse conviene dire che è un sindaco di Venezia, quello sì, ma a un abitante di Mestre non gliene frega niente di dire che è un abitante di Mestre e non di Venezia. Poi, per di più, un certo momento spunta, io appunto sono un vecchio cittadino, un vecchio, come dire, nativo veneziano, a un certo punto viene fuori come un fungo dopo una grande pioggia la parola centro storico, Venezia centro storico. Ma che cosa vuol dire? Cioè, Venezia centro storico, Venezia, il centro di Venezia, piazza San Marco. Certo. Uno che sta a Castello dice, beh, vado in centro e dice, ma centro storico perché? A Mestre cosa so? Periferia storica. Cos'è sta roba? Ecco, io francamente non so quando, in mia ignoranza, quando è venuta fuori sta bestialità comunicativa, centro storico. Il professor Zecchi parla di Milano, poi lasciamo di nuovo spazio al nostro Gianni Amelì, che poi è presidente di Muoversi, io spero che tu dica, ma non è solo da Milano, da altre città italiane, ma quando io parlo, perché per lavoro sono in costante continuo, in giro per il mondo, poi c'è gente che mi arriva, missioni, B2B dall'estero,
E quando vengono a sapere che il comune di Venezia non è un comune a sé stante, perché tutti dicono Venezia di qua di là, ma è un comune mescolato con tutte altre realtà, eccetera. Io, ma come? Ma com'è che risolvete i vostri problemi se siete mescolati insieme? E dopo vedono magari le bricole che cadono, le fondamenta che sono mezze distrutte. Ah, adesso capiamo, voi non siete un comune, quindi non siete neanche in grado di risolvere i problemi normali che la gente chiede di risolvere quotidianamente, no? Per cui non è solo un fatto strano quello che noi stiamo vivendo. Dovremmo ascoltare come cittadini i nostri amici, sia di Venezia che di Mestre, i nostri amici di fuori, domandare consiglio qualche volta a loro. Basta chiedere alla provincia di Padova, la sorella della mia compagna che è bellunese, era convintissima che Mestre fosse comune, convintissima. Certo. Amici udinesi, ho parlato 2 mesi fa, ma infatti convinti che noi abbiamo Mestre parlato tra le persone, comune. alcuni non erano non conoscenza percepiscono il fatto o nemmeno in qualche modo lo approvano il fatto che Mestre non sia comune. Ma ricollegandomi poi ai concetti che ha detto il professor Zecchi, sono dei concetti molto importanti, perché la burocrazia e l'amministrazione in questi 20 e forse anche 30 anni, quindi non è solo, è nella continuità storica delle amministrazioni, di dire che Mestre non esiste. Io vado a parcheggiare, perché ho lo studio in Piazza Ferretto, al parcheggio Candiani, e cosa ti dicono? Venice Park. Quindi uno si immagina che esca dal parcheggio e si trovi i vaporetti. Però il marchio Venezia anche a livello regionale lo si vuole sfruttare perché... Certo. Ma non lo capisco Venezia, a livello di parcheggi, perché un turista non ha senso, deve avere le informazioni corrette, perché le diversità e i trasporti, il modo di muoversi nelle città, tra le due completamente diverso, certo, e questo provoca solo disinformazione, non provoca ma bisognerebbe però anche pensare a un'unità di mezzi di trasporto, cioè una continuità di mezzi di trasporto. Io ho visto scene che hanno delle inenarrabili di stranieri in grande difficoltà per cambiare biglietto, cioè quando in realtà a livello, visto che siamo la prima regione turistica, il turista si aspetta che con un biglietto tu arrivi a Venezia all'aeroporto, ci arrivi a Treviso, non devi cambiare 4 biglietti per avere 4 mezzi diversi, pullman. Certo. So che la regione sta lavorando in tale direzione, ma questo supera il problema. Questo supera già, esatto. Ci dovrebbe già essere adesso, questo fa parte di una strategia. Ecco, ricollegandomi poi al problema della città metropolitana. La città poi metropolitana è stata inventata apposta, cioè mi spiego meglio, la città metropolitana di Venezia non doveva esistere. È stata introdotta, soprattutto città metropolitana di Venezia, le altre potevano avere anche una loro giustificazione, solo perché era nell'area il referendum Mestre Venezia, per dire almeno siamo città metropolitana. Ora ci troviamo in questa situazione. Peraltro c'è da dire un altro concetto, che la città metropolitana di Venezia non ha alcun senso per un altro motivo, perché il cittadino di Portogruaro non gli importa proprio niente di essere all'interno o di Anone Veneto. No, ma riguarda solo queste due entità, assolutamente. Cioè, ecco, ma poi la città metropolitana, e aggiungo, avrebbe avuto senso unire. Quando io ero alle elementari, parliamo di 40 anni fa, parlavano del triangolo industriale che era Mestre, Venezia, Treviso e Padova. Quindi quella è la vera città metropolitana. Che non si è riuscita a fare. Che non si è riuscita a fare, che sarebbe stata più intelligente. Abbiamo pochi secondi di chiusura, quindi muoversi perché, sul Presidente dell'Associazione Muoversi perché le città sono completamente diverse, hanno bisogno di 2 amministrazioni diverse. No, ma la Presidenza, lei è Presidente dell'Associazione Muoversi. Muoversi è stata creata per promuovere innanzitutto il riscatto socioculturale di Mestre, che ritorni e ricostituisca il Comune di Mestre attraverso la promozione di questo referendum del 30 di settembre. Perfetto, quindi è già finalizzato. Professore, una battuta proprio, come vede questo nuovo governo? Il governo. Beh, sul referendum io non vorrei proprio una battuta che diventasse una specie di guerra di religione e che invece si ragionasse sui vantaggi reciproci, non sul fatto di sentirsi uno schiavo dell'altro. Qua proprio mi pare che sarebbe sbagliato, quindi diciamo così, diversamente integrati, come si suol dire, diversamente abili, una roba del genere. E sul governo, ma io vorrei che venisse lasciato fare, vorrei che lavorasse, che avesse la possibilità di... La incuriosisce? Sì, di far capire che certe cose magari si possono fare. Poi comunque mi piace un'idea di muoversi, un'idea di carica emotiva e non di depressione.
i governi precedenti avevano tutto questo senso di dire, beh, siamo qui purtroppo, dobbiamo gestire sto disastro. C'è un entusiasmo. Sì, c'è più entusiasmo e questo secondo me fa sempre bene. Fa sempre bene. Mix giovani e poi anziani. mi piace questo mix giovani e anziani, quindi io voglio, poi magari sarà un disastro, ma almeno vediamo di cosa, cosa succede. Già mi spiegava, questo secondo me si è dimenticato di dirlo, ma va detto, che proprio perché Del Rio ha mandato alla Corte Costituzionale il referendum e non doveva farlo, adesso mi diceva che stanno già al governo pensando di ritirare questo. Ecco, scusate, vi ho rubato un po' di tempo. Io per dire una parola solo, che come movimento Venezia Autonoma, io guido questo movimento un po' come contraltare, ma lavoriamo insieme proprio perché vogliamo garantire le specialità di queste due realtà, ma in maniera molto tranquilla. Sembra che stiamo andando di fronte a chissà quale rivoluzione che si distrugge. Noi stiamo solo cercando di costruire qualcosa di nuovo e tranquillizzando i cittadini che in fin dei conti costruire un nuovo comune, essere più vicino agli amministratori è un vantaggio per tutti, non succede niente di male. Insomma. Benissimo, grazie di essere stati qui con noi, grazie anche a lei professore, grazie a Gianangelo Bellati, dottor Morosini, grazie ai nostri telespettatori di averci seguito, ci rivedremo presto, riaffronteremo comunque l'argomento, questo è solo un primo approccio che abbiamo voluto fare, avremo modo di parlarne anche altre volte. Buon proseguimento.